Buonasera e benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Quest'oggi nella seconda parte, era un po' che non passava a trovarci Ariella Ciuc di Lunga Vita Attiva, vedremo poi se viene da sola o se viene con qualcun altro dei suoi agguerriti amici. Nella prima parte invece siamo in compagnia del professor Paolo Edomi, che è collaboratore del rettore dell'Università per l'area didattica e politiche per gli studenti, e con il professor Lucio Torelli, che torna a trovarci, che è delegato del rettore all'orientamento. Quindi parliamo di università. Grazie per essere venuti nei nostri studi. Allora, ieri sono iniziate le iscrizioni le immatricolazioni all'Università di Trieste. Da quanto tempo le immatricolazioni si fanno già da giugno? Perché io ero ormai antico ordinamento e ci si iscriveva dopo la maturità, invece da qualche tempo si è anticipato, insomma. Buonasera intanto. Dallo scorso anno, perché abbiamo pensato come altri atenei di anticipare, perché ormai è sempre più diventata una corsa anche a catturare, se vogliamo dire così, lo studente, e quindi molti atenei anticipano anche molto di più le preimmatricolazioni. E tra l'altro c'è anche questa politica di grande successo, diciamo, anche se magari il termine non è, se vogliamo, elegante, però l'università comincia a farsi conoscere dagli studenti delle superiori, se non mi sbaglio già a partire dal terzo anno, no? Certo, il Ministero ci dà queste indicazioni e tutti gli atenei italiani stiamo lavorando proprio perché sia un orientamento, come abbiamo detto più volte, formativo e informativo, ma anche formativo. Addirittura negli ultimi decreti il Ministero invita a fare orientamento anche ai ragazzi delle prime e delle seconde, chiaramente un orientamento molto diverso. Ecco. Ed è anche, immagino, non semplice calibrare queste forme varie di orientamento, perché certo, dipende... Bisogna calibrare a seconda degli studenti, delle scuole, a seconda dell'età, siamo in situazioni molto diverse, ma questa è la grande sfida che c'è nell'orientamento, proprio per poter aiutarci insieme, scuole e atenei, a lavorare proprio per la crescita dei ragazzi e per far conoscere loro le opportunità che hanno. C'è un orientamento, come posso dire, un orientamento simile per quanto riguarda i vari dipartimenti, oppure poi dopo all'interno diciamo così, della politica di orientamento, a seconda del dipartimento si seguono, come posso dire, percorsi particolareggiati? È chiaro che ogni dipartimento ha delle specifiche, pensiamo al Dipartimento di Scienze Umanistiche, pensiamo a Ingegneria, pensiamo alle Scienze della Vita, quindi ogni dipartimento, anzi ogni corso di laurea ha delle specifiche di orientamento, delle attività di orientamento, e come Ateneo cerchiamo di coordinarle in modo che sia comunque un'offerta che possa aiutare le scuole a capire, a conoscere e che possa soprattutto dare agli studenti una panoramica ampia, ecco, no? Quindi non solo cose super specifiche, ma che sia un'organizzazione proprio di Ateneo, proprio un qualcosa che possa presentare l'offerta, che è sempre più multidisciplinare, ai ragazzi delle scuole fin dai primi anni, ecco, delle scuole stesse. Ci sono anche, professore Domi, nuovi corsi di laurea, nuovi percorsi anche, no? Sì, bisogna dire che l'Ateneo negli ultimi anni ha ampliato la sua offerta formativa nel senso dell'innovazione. Se pensiamo 4 anni fa intelligenza artificiale, e adesso continuiamo su questa strada con quest'anno 3 nuovi corsi, una triennale e 2 lauree magistrali, tra l'altro in lingua inglese, che presenteremo a breve, tra l'altro. Come nasce un nuovo corso? Nel senso che non è che uno dice, boh vabbè, sai cosa, domani facciamo questo nuovo corso. Sì, nasce magari così, però poi penso che ci si arrivi con dei passaggi supplementari anche non da poco. Certo, allora questa è una bella domanda, effettivamente, una bella domanda, perché ormai da alcuni anni abbiamo in Italia, come altri paesi, un sistema di assicurazione qualità che prevede un iter ben preciso per l'accreditamento dei corsi. È una cosa che nasce anche con varie normative e poi con l'istituzione dell'Associazione Nazionale della Valutazione dell'Università e della Ricerca. E in questo senso è previsto un percorso con delle precise tappe, che se vogliamo è onestamente un po' lungo, ma prevede il contatto con i cosiddetti stakeholder, un'analisi del bisogno della formazione
Diciamo che esiste un periodo di progettazione del corso che dura mediamente un anno. In questo periodo l'Ateneo monitora le proposte di attivazione dei dipartimenti in fasi successive, perché bisogna ovviamente anche garantire la sostenibilità in termini di docenza, in termini di strutture logistiche, aule e anche ovviamente di formazione. E poi c'è il periodo invece di vero e proprio percorso, diciamo, ministeriale, in cui ci sono i vari passaggi, l'approvazione al comitato regionale, l'approvazione agli organi, ovviamente interna, e poi l'approvazione al comitato universitario nazionale, il CUN, e infine l'agenzia ANVUR che dà l'ok definitivo. Quest'anno, per esempio, i 3 nuovi corsi, per questo il periodo è molto lungo, abbiamo iniziato più di un anno fa, sono nell'ultima fase dell'accreditamento ministeriale. E tra l'altro spieghiamo anche questo, magari proprio per chiarire anche la terminologia. Un nuovo corso non è usiamo i termini più semplici, sì. Non è una nuova facoltà, no, cioè all'interno di dipartimenti già esistenti nasce un nuovo percorso. Esatto, sì, noi abbiamo 10 dipartimenti che sono strutturati da statuto su un progetto di didattica e di ricerca. L'idea, la progettazione di un nuovo corso di studio che va incasellato in apposite tabelle preconfezionate ministeriali che costituiscono la base per dare il valore anche al titolo legale di laurea. Nasce questo percorso che può essere progettato da un dipartimento da solo oppure a livello interdipartimentale, e questo percorso va monitorato sicuramente dall'Ateneo, che deve, come dicevo prima, garantire che sia in linea con la politica strategica dell'Ateneo e con la sostenibilità. L'idea però sicuramente nasce dai dipartimenti. Ogni dipartimento ha un numero variabile di corsi, da 2 a 10 circa. Allora, nel servizio che noi abbiamo messo in onda ieri in occasione appunto dell'inizio delle immatricolazioni, alla fine del servizio abbiamo parlato anche come posso dire, dell'ottimo risultato che l'Università di Trieste ha per quanto riguarda poi l'impiego dei laureati. Ci sono delle percentuali molto alte rispetto alla media della regione, e credo anche rispetto alla media nazionale. Mi pare che siamo verso l'82% dei laureati trova lavoro entro l'anno, se non mi sbaglio. Adesso vado un po' a memoria, se devo essere sincero. Certo, i dati sono interessanti e importanti. È chiaro che abbiamo richieste specifiche per particolari corsi di laurea, ma è interessante che stanno arrivando richieste anche per figure professionali solitamente o apparentemente non tanto richieste, come laurea in scienze umanistiche, come filosofia, e questo è molto importante da incentivare. E proprio il 13 giugno ci sarà qua a Trieste, in occasione del centenario, la presentazione dei dati di Alma Laurea, che proprio ogni anno presenta alla stampa i dati proprio di cui parlavamo, e quindi avremo proprio la possibilità di ospitare quel giorno, il 13 giugno, a Trieste, il convegno nazionale con la presentazione ufficiale dei dati. Ok. Lei diceva, ed è un dato anche in questo caso da sottolineare, no? Perché se ne parlava molto spesso del fatto che c'è una sorta di rinnovato interesse per quanto riguarda le materie umanistiche, che fino a qualche tempo fa erano un pochettino, come posso dire, prese, non voglio dire sotto gamba, ma non è una frase infelice, mi rendo conto. Del resto io vengo da là, per cui insomma è come se mi dessi la zappa sui piedi. Però diciamo che insomma c'era una considerazione differente, diciamola così. Secondo lei da che cosa può essere dettato questo rinnovato interesse? Ma forse adesso io, essendo laureato in matematica, provengo da un mondo diverso, però quello che ho potuto notare è che hanno una formazione metodologica, professionale, un approccio al problema che diventa molto importante. Pensiamo agli uffici del personale, ma pensiamo a tutta una serie anche di problematiche legate alla stessa intelligenza artificiale. L'approccio mentale, metodologico, storico non può essere certamente negato, e le aziende se ne stanno accorgendo, ce ne stiamo accorgendo anche noi, e quindi questa realtà è presente, sta emergendo e va ancora di più valorizzata. Professore Domi, i dati di Alma Laurea
testimoniano a favore dell'attrattività dell'università nei confronti della regione, nei confronti di, insomma, ci sono studenti che arrivano anche dal resto d'Italia e studenti che arrivano dall'estero. In questo senso, dove c'è in ogni caso ancora da lavorare? Perché penso che, come posso dire, se mettiamola così, il lavoro dell'università da un lato è abbastanza, come posso dire, incanalato, d'altro canto penso che chi ha responsabilità come le vostre deve avere le antenne per qualunque cosa, insomma, no? Delle volte determinati spostamenti vi dicono qualche cosa. In questo senso, per quanto riguarda proprio l'attrattività del Friuli Venezia Giulia, dell'università nei confronti regione, Italia, estero, dove bisogna lavorare ancora? Allora, intanto forse qualche dato che può essere utile, sì. No? Il dato nostro è che siamo abbastanza stabili, se non in aumento, per l'attrattività di studenti da fuori regione, che si attesta tra il 40 e il 50%. Di interessante è che abbiamo notevolmente aumentato, quasi sostanzialmente raddoppiato il numero di studenti stranieri, ovvero con titolo estero, siamo arrivati al 14%. Sul totale degli studenti. Due parole da dire sull'attrattività e su cosa si gioca un po' il futuro dell'università. Queste due parole potrebbero essere digitalizzazione, educazione digitale e internazionalizzazione. Sicuramente dovremmo immaginare, ma già lo stiamo facendo, no? 3 corsi su 2 sono lauree magistrali, quindi quelle che completano il ciclo, diciamo così, i 2 anni successivi alla triennale sono in laurea in lingua inglese, dedicati a studenti internazionali. Sì. Mio nipote esce da là. Ecco, questo è il punto. Sicuramente dovremmo attrarre probabilmente anche da bacini vicini a noi, no? Non necessariamente, uno può immaginare che ne so, non necessariamente in Nord Europa, ma sicuramente i vicini paesi, i Balcani e così via, per quanto arrivano da noi studenti in alcuni corsi di laurea veramente da tutto il mondo. E l'altro invece versante su cui dobbiamo sicuramente immaginare una maggiore attrattività, perché non ci dobbiamo nascondere che abbiamo ce lo stiamo dicendo un po' a livello nazionale, una partita proprio, chiamiamola pure così, da giocare nei confronti delle università telematiche, nella capacità di offrire, sia pure nella nostra peculiarità, che è quella di una didattica in presenza, di offrire delle modalità didattiche nel campo della digital education. Questo è sicuramente un versante da esplorare per rendere ancora più attrattivo l'Ateneo. C'è anche, professor Torelli, un orientamento in uscita dunque, no? Certo. E quello che forse magari pochi ci riflettono, insomma, no? Perché laddove l'orientamento in entrata significa anche appunto open day, significa anche per le famiglie un coinvolgimento maggiore anche a livello, se vogliamo, di informazione da parte nostra. L'orientamento in uscita è qualcosa se vogliamo, anche di più specifico per certi versi. Certo, è più specifico, ma al tempo stesso comprende il discorso globale di orientamento, per cui lo studente si iscrive a un corso di laurea perché conosce, perché si informa, perché può venire a visitare l'Ateneo, perché ha la possibilità di incontrare delle persone, di passare e di vivere degli eventi in Ateneo, ma anche perché alle stesse presentazioni vengono dati quelli che sono gli sbocchi occupazionali. Okay. Quindi abbiamo l'ufficio orientamento in entrata che lavora da tanti anni in maniera meravigliosa con tante scuole, e al tempo stesso abbiamo il Career Service che da tanti anni si occupa delle relazioni col mondo del lavoro, con tanti eventi. In particolare curiamo molto negli ultimi anni i nostri alunni, cioè studenti laureati da pochi anni, che si fanno presenti e che raccontano e condividono con gli studenti le loro esperienze, anche perché essendo il mercato del lavoro in gran cambiamento, chi meglio di persone che sono uscite 3, 4, 5, 6 anni fa dall'Ateneo possono raccontare agli studenti come sta accadendo. Quindi la cosa mi sembra importante è che si parla di orientamento, ma l'orientamento è unico, che sia entrata, che sia itinere, che sia in uscita, non è possibile separarlo. È chiaro che ognuno ha un orientamento le sue specifiche, però è chiaro che è molto importante tenerne conto e quindi tenere conto in modo particolare dell'orientamento in uscita. Ecco. Che cosa significa la differenza fra i concetti di
dispersione degli studi e di abbandono degli studi, nel senso abbandono si capisce, ma dispersione ho un po' di difficoltà a comprendere di che cosa si tratti. Questo però anch'io, è relativo a quale dato dice? No, c'è per esempio, si sa per esempio che c'è una percentuale di studenti che abbandonano, certo, questo è il dato più eclatante, sì, che è un po' preoccupante, sì, anche, eccetera. Non so se esiste un concetto di dispersione degli studi, che pure non è magari che qualcuno che cambia dipartimento, che può essere in questo senso. Sì, allora sì, certo. Io l'ho fatta sta strada, devo dire la verità, sì, in quel senso, sono sì, esperto. Sì. D'accordo. Allora, sicuramente il dato più importante da monitorare e tenere presente è l'abbandono, questo sì, che è un dato nazionale, perché giustamente diceva il professor Torelli, investiamo tanto sull'orientamento, moltissimo sull'orientamento in ingresso, facciamo sicuramente anche orientamenti in itinere, però dobbiamo riconoscere, se abbiamo un dato di abbandono dopo il primo anno, vuol dire che in qualche caso non abbiamo raggiunto l'obiettivo di accompagnare i nostri giovani verso la loro scelta, se vogliamo dire, di tipo vocazionale. Sulla dispersione il dato è più basso, intesa appunto, come dire, sulla migrazione, diciamo così, perché io stavo pensando al dato di dispersione a livello scolastico, per quello non... ok. Sì, che è diverso a livello universitario, per quello non capivo. Lì sinceramente i dati le percentuali sono assolutamente fisiologiche. È abbastanza normale che uno studente magari non riesca, come dire, a cogliere subito l'obiettivo al primo anno e poi trovi un'altra strada. Questo è ragionevole. Più complesso invece, ripeto, è il dato degli abbandoni. Questo sì. Posso aggiungere questo come sistema educativo nazionale. Adesso stiamo rafforzando sempre di più, anche grazie ai soldi PNRR, il percorso degli ITS Academy. Allora un maggior dialogo tra l'università e gli ITS sarebbe molto utile, perché potrebbe voler dire che qualcuno che inizia un percorso in ITS magari più difficile, poi lo prosegue all'università. Ancora più interessante il fatto che chi abbandona trova magari una strada più confacente, no? Non bisogna parlare di livelli, ma più confacente in un altro percorso comunque di istruzione. Si può parlare di welfare studentesco? Sicuramente, questo sì. Questo penso che possa essere da tempo un fiore all'occhiello. Noi abbiamo, come Ateneo intendo, perseguito una politica appunto, a proposito di orientamento, di poter avvicinare sempre di più gli studenti al percorso di istruzione superiore, di riuscire a mettere gli studenti nelle condizioni ideali, e sicuramente una condizione ideale di quella di avere una tassazione bassa. Da alcuni anni noi stiamo innalzando la no tax area. Il Ministero alcuni anni fa l'aveva portata da 13 a 20.000 euro di ISEE, significa che chi ha questo valore di ISEE non paga la tassazione. Tutti gli atenei si sono come dire, prodigati nel cercare di sostenere di più gli studenti. Devo dire che noi siamo fra quelli che, posso dire onestamente, anche penso Lucio Torelli concorda, che hanno raggiunto livelli un po' più alti, e quest'anno porteremo, l'altro anno avevamo 26.500, quest'anno portiamo la no tax area a 30.000 euro di ISEE. E mi consenta, la cosa da dire rispetto ad altri atenei è che comunque il livello di tassazione a chi ha un euro in più di 30.000 non è elevatissimo, perché parliamo di circa 500 euro all'anno. Abbiamo mantenuto invariata la tassazione precedente. E si può parlare invece, professor Torelli, di e come si può parlare di interdisciplinarietà all'interno dei dipartimenti? Certo, l'esempio che faceva il professore Domi del corso di laurea in intelligenza artificiale e data science nasce proprio dalla collaborazione di economia, di statistica, di matematica, di fisica, di ingegneria, eccetera. È sempre più rilevante questo. Io sulla mia pelle lo vivo tutti i giorni, perché io matematico e statistico mi trovo a lavorare al Dipartimento di Scienze Mediche, ed è la grande sfida ed è la grande bellezza anche da poter proporre in aula agli studenti, questo raccontare le sfide, raccontare come
la matematica teorica sia importante, ma come poi scende in campo insieme alla statistica per poter dire qualcosa, risolvere problemi, capire un dosaggio, capire perché un tampone molecolare funziona o funzionava meglio di un salivare. E quindi questa applicazione, questo gioco interdisciplinare, mi viene da pensare l'università ce l'ha in casa, proprio perché Sì. avendo vicini di casa, vicini di studio, vicini di dipartimento, oppure perché i corsi di laurea magari si condividono le lezioni, diventa l'università un laboratorio molto importante dove gli studenti possono fare questa esperienza che poi verrà molto ma molto utile nel mondo del lavoro. Tra l'altro interdisciplinarietà ormai è un concetto che travalica insomma un po' tutti quanti gli ambiti, se vogliamo, anche in medicina, anche in ricerca, ormai probabilmente è l'arma, insomma, lo strumento anche del futuro, ecco, insomma, perché parla proprio di capire questo, no? Anche perché è presente nella normativa nazionale che riprende i suggerimenti europei nel piano di riforme nazionali a livello accademico in ambito PNRR. Un obiettivo del Ministero è stato quello di aumentare quella che si chiama la flessibilità dell'offerta formativa e di percorsi, come già noi abbiamo avuto, di tipo multi e interdisciplinare. Sì. C'è sempre, non sapevo che lei insegnasse matematica. Matematica e statistica medica. Ecco, proprio, ma anche logaritmi e quelle robe là. Anche i logaritmi. Insomma, io ho ricordi che mi terrorizzano ancora delle interrogazioni di logaritmi. Mi ricordo solo che si usciva con un libretto, ma non capivo, non mi ricordo a che con cosa. le tavole dei logaritmi. Con le tavole dei logaritmi, c'è un libricino che non va, vabbè. Sì, sì. Vabbè. C'è anche questo, no? Noi riflettiamo sempre sul fatto che l'università è sempre più presente nella vita della città, no? Una volta anche per la sua posizione lì in alto, distaccata, l'università guardava dall'alto in basso, adesso invece non c'è, si potrebbe quasi dire che non c'è manifestazione scientifica e persino culturale per certi aspetti che non veda anche la partecipazione dell'università. Mi pare di capire anche che se per certi aspetti questo dipende dalla università dal punto di vista, come posso dire, degli uffici, ci sono anche gli studenti che pian piano incominciano a prendere parte alla vita sociale della città. Per esempio l'esperimento che credo continui più che bene dei bus notturni on demand è stato preparato, insomma, poi dopo sui termini ci si può mettere d'accordo, ma comunque è partito dall'università questo tipo di esigenza, di richiesta e insomma anche di soluzione, se vogliamo, e mi pare proprio che verrà riconfermato. E anche questo è un nuovo ruolo che gioca, no? L'Ateneo, al di là della terza missione, eccetera, però questo essere parte del tessuto cittadino non soltanto come istituzione, ma anche per quanto riguarda appunto gli studenti, insomma. Certo, io credo che gli studenti siano un elemento molto vitale e molto importante per questa città, gli studenti triestini, gli studenti che vengono da fuori provincia, gli studenti che vengono da fuori regione, quindi poterli accogliere, poter far parte della rete sociale, partecipare alle manifestazioni che ci sono, penso alla prossima Trieste Next, al successo che oramai ha da anni, successo dovuto a molti docenti che trasmettono passione e iniziative, ma senza gli studenti che partecipano, che collaborano, che fanno da volontari, non avrebbe l'effetto che ha. Quindi mi sembra molto importante per l'università avere questa possibilità di far parte sempre più della città e viceversa la città di poter accogliere questi studenti che vivono un'esperienza particolare, perché l'esperienza universitaria è sempre un'esperienza che poi rimane per tutta la vita. Ecco. Sì, credo che sia anche molto interessante e formativa quando la fai via dalla tua città. Io addirittura, io abito in via Cantù, quindi l'università la vedo se mi affaccio dal balcone,
e forse proprio per questo ho cambiato all'epoca facoltà, perché mi ricordo che mia mamma mi disse: ah, ma come scenderai le scale dell'università capirò se l'esame ti è andato bene o ti è andato male. Allora forse per questo, sai cosa, io vado a lettere, così là non mi vedi e non c'è questa, come dire, questa costrizione, questo condizionamento, insomma. Ultimissima domanda, questa è proprio una mia curiosità, e forse sicuramente non è l'università che la decide, ma in qualche modo anche la subisce. Ma ce lo chiedevamo in redazione: perché i test di ammissione a medicina sono stati fatti, diciamo così, prima della fine dell'anno scolastico? Quando insomma, non è che tutti quelli che fanno i test di ingresso sono impegnati anche con la maturità, perché magari qualcuno lo tenta per la seconda volta, eccetera. Ma ci dicevamo, ma insomma, potevano aspettare un pochettino. Che bella ultima domanda. Allora, in cauda veneno, ma no. Sì, esattamente. È una curiosità, è proprio solo per curiosità. Allora, io credo che, a parte che ci sono state numerose interlocuzioni tra cui e il Ministero, il punto è che partiamo dall'esperienza di un anno fa dei TOEIC tramite il consorzio CISIA, che prevedeva l'anticipazione delle date dei test proprio per consentire un percorso più corretto nell'iscrizione delle graduatorie, e questo tra l'altro alleggerisce anche le immatricolazioni su altri versanti. Questo è stato un obiettivo che già a suo tempo, qualche anno fa, si era fatto il test ad aprile. Proprio per fare in modo che tutto il percorso di iscrizione, selezione, graduatorie ministeriali fosse un po' più agevole e meno costretto nei tempi. Certo è vero che i ragazzi che hanno fatto il test l'altro giorno e che lo ripeteranno a luglio e mezzo fanno la matura, per loro è un periodo particolarmente difficile, quindi veramente la cosa va pensata, va risolta, perché è una situazione che mette anche in difficoltà le scuole, gli insegnanti, la preparazione per la matura. Anche perché già con la maturità sono molto, quella è una situazione che non cambia mai, da 40 anni a questa parte sempre stressati per la maturità, sta sedia, vabbè. Ultimissima domanda, rapida, fino a quando ci si può immatricolare? C'è una data? Allora, la data ufficiale che dipende dalle triennali, perché poi le magistrali vanno ancora molto più avanti fino a marzo, e adesso 5 o 4 ottobre. Comunque insomma c'è parecchio. Dopodiché bisogna tenere presente che questa è la data ufficiale, ci sono singoli corsi che hanno quello che si chiama l'accesso programmato, insomma il numero chiuso, che hanno le loro date, e le magistrali invece fino a coprire il primo semestre per consentire agli studenti di laurearsi in tempo e poi matricolarsi. E comunque c'è tutto sul sito, qualunque cosa, immagino che basta andare là. E abbiamo anche un telefono, un ufficio che risponde, quindi per qualunque informazione basta rivolgersi anche in presenza o a distanza. Ecco. Grazie al professor Torelli e al professore Domi per essere stati con noi, buon lavoro, e adesso noi andiamo in pubblicità e poi cambiamo argomento. Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta. Mi chiedevo prima se Ariella Ciuc, presidente dell'Associazione Lunga Vita Attiva, sarebbe venuta da sola o se avrebbe portato qualcuno con sé. 2 ne ha portati e quindi sono tornati a trovarci Antonio Cinquepalmi e Vittorino Milan, è giusto l'accento sulla I, quindi ben trovati a tutti e tre. Allora, è tempo di bilanci in qualche modo, che cosa vi ha detto questa stagione? Ci ha portato dei risultati fantastici, credo che sarete d'accordo con me. Allora, diciamo 30% di iscrizioni in più quest'anno. Ti ricordi l'anno scorso abbiamo chiuso e volevamo festeggiare con 100 iscrizioni, quest'anno ne abbiamo oltre 130. Quindi, insomma, in pochi mesi... Quasi 140. Esatto. Quasi 140. Esatto, 30% in più o 35% in più. 90% di fidelizzazione. Cosa vuol dire? Che delle persone che si iscrivono all'associazione
90% rimangono ai corsi di nuoto, rimangono perché noi soprattutto facciamo attività fisica, promuoviamo l'invecchiamento attivo attraverso il nuoto. Quindi su 100 che si iscrivono, 10. Abbiamo 10, quindi una percentuale di fidelizzazione altissima. E in qualche modo questo ci riempie di grande soddisfazione perché abbiamo costruito una comunità. Però, adesso partiamo subito citando film, però come si dice nell'Uomo Ragno, da grandi successi derivano anche grandi responsabilità, quindi sì. insomma bisogna anche seguire la creatura. Sì. È un grandissimo lavoro, devo dire, credo che me lo riconoscono. È un lavoro, ma è un lavoro piacevole, è un lavoro che faccio per me, e faccio per la comunità e poi come sempre nessuno va da nessuna parte da solo, sì. C'è una collaborazione meravigliosa da parte degli associati. Allora, lei da quanto tempo è? Ma io penso che sia 6 anni. Sì. Penso che sia Quando 6 è anni. Nato 7-8 anni fa. Guarda, diciamo 2 anni prima. 2 anni prima, ok. Ecco, quindi io sono 6 anni che vado. E come ha scoperto? L'ho scoperto tramite una mia amica che aveva fatto un corso all'Università Popolare e seguendo sta notizia che ha avuto lei siamo cascati là, per fortuna. Invece Vittorino Milan... Già neofita. Quasi neofita, un poco più di un anno. Poco più di un anno. Sì. E la scoperta dell'associazione come è avvenuta? Come l'ha solo conosciuta? andando su Trieste Nuoto, vedere un attimo cosa fare over 60, soprattutto over 60. che è lì il clou. Non poteva non toccare l'argomento over 60 oggi, sì. Eccolo. Vabbè, adesso abbiamo fatto un piccolo disastro, ma tengo in mano il microfono, mi sa che è il caso di non... Sì. Di non fare altri danni, tanto sta poltroncina si muove di continuo, però è la scelta migliore. Allora, perché secondo tutti e tre adesso, perché c'è questa paura tutto sommato di over 60, come se fosse qualcosa di... Noi non abbiamo, voi non l'avete, no, ce l'ho tu che io, hai questa paura, noi non ho abbiamo questa paura. No, non abbiamo assolutamente nessuna paura, anzi, noi siamo un gruppo di oltre 60 anni che vuole restare attivo e nel tempo andare avanti ancora, quindi proprio paura zero. Sono io forse, da ieri ho questa... Noi abbiamo avuto la fortuna di trovare questa attività, nuoto, che è un'attività, io la chiamo attività dolce, perché fa bene alle articolazioni, fa bene alla schiena, fa bene a tutto, e lavori sempre, e lavori con tutti i muscoli del corpo. E lo dico io che ho un pregresso che 7-8 anni fa dovevo aiutarmi addirittura con un bastone per camminare. Quindi non è un miracolo, però aiuta tanto. Ecco, anche da un punto di vista diciamo dello star bene, no? Aiutano queste iniziative. Esatto. Assolutamente, da un punto di vista poi anche lo stare insieme, è vero che il nuoto è abbastanza singolo, però in ogni caso è un gruppo che lavora insieme dappertutto, non solo dentro nell'acqua ma anche fuori. Ci si incontra, si parla, si fa, è molto stimolante, molto attivo insomma, e poi c'è una Ariella che praticamente ha momenti incredibili in ogni o conferenze o incontri con altre strutture tipo il tennis, oppure andare per teatri o per musei, e quindi tutto questo fa sì che facilita. È un po' il compito dell'associazione, sì. No? È questo. Il nostro obiettivo è assolutamente accettiamo gli essere over e l'obiettivo è quello di invecchiare bene, e poi siamo curiosi, siamo vivaci, facciamo tante cose. Beh, però, ecco, allora, vediamolo da questo punto di vista. Che cos'ha secondo tutti e tre, a te che l'hai insomma inventato, la domanda un po' più semplice, però che cos'ha di
di particolare l'associazione rispetto anche ad altre che si occupano di questo tipo di problematiche, diciamo così, della terza età, in che senso? Come si dice? Quello è bello mamma sua, sì, ovviamente. ogni scarafone è bello mamma sua. È chiaro, io non so, credo che tutte le associazioni sono speciali a loro modo. È vero che, io parlo, noi conosciamo la nostra, è vero che queste persone sono molto positive. Forse aiuta questo fatto che, per esempio, il fatto di venire in piscina e di nuotare vuol dire svestirsi. Tu over 60, over 70, perché tanti siamo over 70, intanto accetti il tuo corpo, accetti anche l'invecchiamento del tuo corpo. Forse questo è un elemento, e quindi sono persone molto serene, equilibrate e molto curiose di sperimentare. C'è gente che ha cominciato a nuotare, no, tutti a Trieste sappiamo tutti nuotare, galleggiare, ha cominciato a fare attività fisica in acqua con lunga vita attiva, con il corso di nuoto lento. E quindi, voglio dire, c'è questa accettazione, quindi consapevolezza, c'è questa sensibilità, e che per noi la rende speciale. Guarda, qualsiasi cosa tu proponga, l'associazione è sempre, sempre pronti. Stessa domanda la faccio a tutti e tre. Più o meno la stessa cosa. Quello che ho visto io, quello che ho notato io, è il gruppo che noi siamo riusciti a creare, e quindi le cose vanno da sole avanti, nel senso che noi ormai siamo diventati un gruppo di amici. Che entri dentro, la battuta, la risata, ti prendi in giro, e se uno manca lo chiami. Ecco. Quindi, sì? Se chi assente per un po', come non viene Vittorino, come se stiamo chiama, in pensiero, oppure scusa, preoccupate, sì, logico, quindi... scusa, oggi non posso venire, guarda che devo fare. Oggi infatti io sono venuto qua al posto di un'altra persona che doveva venire qua, Sergio Mazzullo, perché lui... Lo conosciamo, è già venuto. No, non è, lui è il nostro autore dei video, delle fotografie. Sì, se vogliamo far vedere il video. Volevamo che venga lui, invece sono venuto io al posto suo, tanto per nominarlo, per il gruppo, no? Ecco. Sì. E poi niente, appunto, la cosa bella è proprio anche il dopo piscina. E quindi noi ci sentiamo, tante volte vengono da me a mangiare la pizza. Ecco. Io confermo tutto quello che hanno detto, e in più posso dire che una cosa bella è proprio lo stimolarsi a vicenda, perché se uno è un attimo in difficoltà, diciamo, anche nel nuoto, allora vieni, prova, fai lo stesso, cerca di metterti in gioco, vieni, stiamo vicino, quindi è veramente un aiutarsi, un stare bene insieme. Intanto possiamo anche far vedere dalla regia, abbiamo anche delle immagini della piscina, c'è anche un cartello, questo è allora... ecco, questo magari... Allora, questo qua. Le 1000 bracciate, questo è stato uno dei risultati che abbiamo fatto quest'anno. Noi abbiamo sviluppato un'app, voglio dire, siamo molto orgogliosi, una piccola associazione, noi abbiamo l'app delle 1000 bracciate, e quindi 1000 bracciate è un obiettivo, uno può farne di più, di meno, 1000 bracciate al giorno è questa, però sono paragonate ai 10.000 passi, no? Che sarebbero corrispondenti ai 10.000 passi. E allora è stato interessante perché noi, tutti hanno partecipato e registravano sull'app il numero delle bracciate. Alla fine dell'anno, dopo questo video che vedrete bellissimo, di questo evento che è stato fatto lo scorso venerdì, il saggio finale, il nostro saggio finale, siamo con la somma delle bracciate, siamo scesi lungo tutto l'Adriatico, abbiamo passato lo scarpone,
costeggiato la Sicilia, siamo risaliti un momento a Palma di Maiorca e siamo arrivati a Cartagena. Beh, una staffetta eccoci lunga. Allora guarda, questi sono... Perché è vestito da galeotto? Adesso Perché lui è un costume, nostro amico spiritoso, Ah, ok. così è un personaggio di Tintin. Ah, sì. E queste sono tutte le nostre magnifiche nuotatrici, questi sono gli sposi. Questo è Sergio, questo è ecco Sergio. Sergio, il nostro il videomaker. Videomaker, altri sposi, un momento di preparazione prima della gara, ancora un momento, dalla gara si parte dall'alto, si parte dal basso, vedrete i tuffi, qualcuno fa un tuffo. Ecco perché voglio dire, non sono nuotatori agonisti, nessuno di questi, però guarda che insomma voglio dire, i tuffi sono, noi non lavoriamo tanto, ma adesso guarda come nuotano bene. La staffetta consisteva in una vasca. Guarda che fa, guarda la signora come rimonta, non so chi sia, tu sai chi sia. Guarda che rimonta. Che roba? Ma Sì. sarà cattiva, no? Nel senso che Guarda, e questa è la staffetta via, a parte una seconda. Come hai visto, questo è la finale, tutti i palloncini, perché ogni squadra aveva un palloncino di un colore diverso. E questo è il ecco coro. qua, adesso dopo vediamo, Vittorino... casomai ci fermiamo su questo che poi lo riprendiamo. un No, attimo. questo poi adesso perché non possiamo vederlo, perché solo fa parte di questo video. Non c'è l'audio? No. Ok. Possiamo continuare, perché- allora, sì, regia, continuiamo pure Sì, con le immagini, sì. ho sbagliato io. C'è il coro anche, no? Sì, c'è un gruppo di persone che ci siamo messe, abbiamo cominciato a trovarci. E del campo? È il direttore della piscina, senza di lui. Scusami Vittorino che ho interrotto. Sì. Scusa, allora commentiamolo infine, abbiamo qui la consegna dei diplomi, la seconda Marina Gallone, arrivata secondo, e la terza Maria Teresa Mauri, e il primo Riccardo Bernic, fortissimo. Ok, Il quarto? E il quarto Antonio Antonio Cicervalli. Solo Antonio. Ma quarto perché mancavo. Ho fatto un intervento e quindi sono arrivato al quarto. È vero. Il prossimo anno devo Sarà il migliorare. sì. E questo dicevamo c'è appunto questo coro, Ecco, e avete scusa. anche scritto un inno. Sì, abbiamo scritto un inno, ci siamo messi... insomma, noi abbiamo cominciato in quattro così a crederci, a riunirci nelle nostre case praticamente, a provare a fare, e abbiamo scritto questo piccolo inno che riguarda proprio il titolo, l'abbiamo messo come 1000 bracciate proprio per ricordare questo, e poi nel ritornello c'è proprio il ricordo della lunga vita attiva. Questa è una canzoncina che abbiamo scritta e insomma, nessuno è professionista, quindi abbiamo solo giocato e quindi continuiamo a Però non giocare. c'è, Ma sappiamo scusa, però- musica e parole, però tutto, ma poi qui, tutto da Vittorino. Anche per questioni personali posso, come dire, testimoniare che non c'è niente di più serio di quando si gioca e di quando si fanno le cose in leggerezza, cioè c'è un rigore nella preparazione che poi è... Ma è verissimo, cioè, Ricordo che Vittorino faceva il medico lo di so, professione, non il musicista. Lo so. beh, comunque noi abbiamo giocato e cominciando da 4 siamo arrivati adesso, guardate, ho messo l'ultima persona nella nostra chat del coro e siamo in 17. Anche se poi chiaramente qualcuno era occupato, quindi anche in questa canzone dell'inno eravamo in 12, però insomma non siamo pochi. Era la prima volta. Sì, più o meno, insomma, saggio di fine anno. diciamo di sì, perché abbiamo fatto delle prove prima, qualcuna deludente, qualcuna poi dopo invece, però ci ha dato forza per continuare, no? Perché poi la gente ci chiedeva, dai riproviamo, torniamo a passare, rifare queste cose. E rifacciamo e riproviamo 2 o 3 volte, non riesco bene questo passaggio, come lo facciamo? E quindi è il lavoro normale di giocare. Quando si fanno le cose appunto per giocare o per una serietà non indifferente. Adesso io non so se Poi- lo facciamo sentire, bisogna ricordare che
la registrazione proprio fatta in casa, Sì. C'è un audio del non lo cover. so. Dovrebbe esserci Vediamo una- se allora se dalla regia riusciamo a far partire Sì. l'MP3, si dice così, no? Non è, sì, non Sì, è un MP3. non è Vediamo l'MP3. se... Però non è un MP3. Però è una ok. registrazione fatta così sul Una roba sul domaccia. nome. Domaccio, Sì, domaccia. Ecco, sarà questa. Attiva va sulla battuta. Sì, certo, dobbiamo muoverci, no? Ecco. Allora, questo è Ecco, va bene, ed grazie. è sempre in piscina, probabilmente. Sì, sempre se- più se vedo- nella sala H2O. H2O. Ok. E adesso vi fermate per l'estate? No. Adesso ci fermiamo per l'estate, ma abbiamo un appuntamento il 24 agosto che speriamo si realizzi. Si realizzi. Abbiamo fatto Un grosso impegno. È un grosso impegno. grosso Ci impegno. abbiamo chiesto, possiamo dire, un contributo. Ma vogliamo fare un salto di qualità, vogliamo diventare europei, basta. Non locali, avete non avvertito gli local, non local, adesso europei. Per cui abbiamo invitato una squadra, la nostra squadra di gemellaggio con la Slovenia, Velenje, Croazia, Austria Serbi. e Serbia. Hai fatto un torneo? Toscana Hai e Veneto, Hai e Udine, Friuli, Venezia Giulia, insomma un evento enorme. E cosa fate? E facciamo sempre la nostra gara H2O. le gare. Sì, sì, H2O. È sempre questa, è sempre la promozione. Cosa vuoi che facciamo? Scusa, No, Umberto. pensavo che avessi inventato qualcosa di nuovo, insomma, perché non sarebbe no. Il prossimo Però- anno faremo una gara col coro. Certo, Però dovete ci sarà il impegnarvi coro. anche, adesso io non vorrei alimentare dei campanilismi, ma soprattutto in un caso dovete impegnarvi No. forte, insomma, no? No, ma, No, come sì, no? Sì, Ma no, però- ma sempre, sempre. Ma in un caso, in due anzi, per dire la verità, Sì, adesso sì, è un altro discorso. E poi nel coro avremo anche un tema Sì, vediamo un attimo se riusciamo British. a fare qualcosa. Sì, Però è perché- anche per anche lì gli un punto ospiti. interrogativo, perché bisogna capire se riusciamo a cantare, se riusciamo a preparare, a fare un qualcosa No, certo di... che riuscite, che è punto di interrogativo. No, questa Quindi non puoi Poi fare. abbiamo ottenuto una nuova certificazione. Sì, a livello nazionale triestino. Certificazione ADA. adesso non voglio chiedere cosa... Bisogna che si La informi conosci? allora. Come non la conosci? Ecco, certificazione ADA, approvato da Ariella. Immaginavo. Quindi se non abbiamo la certificazione ADA non si va da nessuna parte. Ma si vede che è il nome Ariella che insomma Beh, tu trasforma capisci le che- persone. com'è? Perché... Scusa, e poi allora abbiamo detto a Sergio, però bisogna trovare un acronimo anche se non viene approvato. Esatto. E qual è? Nada. Non approvato. Non approvato Nada e da nada non è male. Nada, non approvato da Nada. Ariella. Ecco. Ma insomma, se questo è il clima... Ecco, dove- questo- dove- Cioè dove- tu dicevi, no, qual è? Non so, appunto, però questo è il No, clima. allora devo Questo è il per clima. forza prima o dopo dovrò capire meglio sta cosa. insomma, Assolutamente. per cui, però temo che perché io sia libero ci vorrà ancora un po' di ancora un tempo. poco, insomma. devi lavorare. Però insomma, diciamo così, anche perché noi ne abbiamo parlato molto spesso. È interessante anche questo, no? Che tutto sommato come cambia la percezione, cioè mi par di capire, tolta Ariella che è la fondatrice, è una, insomma, sì. però mi pare di capire che voi avete proprio cercato qualcosa da fare, qualche cosa per... ecco, è cambiato molto anche questo rispetto a qualche anno fa. Certo. No? Io ricorderò sempre, ed è una roba che un po' mi perseguita, mi ricorderò sempre che mia nonna, che aveva avuto una vita tutto sommato abbastanza tranquilla, insomma, da bambina no,
perché ha perso suo papà in maniera anche piuttosto drammatica in un'esplosione, quindi, insomma, però poi dopo ha avuto una vita tranquilla. E mi ricordo che un giorno disse: io quando ho fatto 70 anni non mi sono nemmeno girata dall'altra parte, quando ne ho fatti 60 è stato il giorno più brutto della mia vita. E questa cosa in questi giorni mi torna un po' in... voglio dire, mi rendo anche conto... Deve venire a lunga vita attiva. E questo sarà difficile. Devi venire io, no, pensavo a mia nonna, quello è un po' più... Però voglio dire questo, una volta probabilmente 60 anni significava anche la pensione, significava tutta una serie di cose. È cambiato tutto, insomma. Cioè, noi non abbiamo avuto questo problema sicuramente. È cambiato, è veramente, ma lo allora, diciamo da tanto tempo. Guarda, questa attività qua, io sono entrato dentro 6 anni fa, 5, 7, sicuramente 6 anni fa. E la cosa che mi ha colpito immediatamente è le parole di Ariella, perché sono entrato dentro e sai, tu entri in acqua e sei come dentro una nuvola. E tu entri in acqua e là dentro sei come una nuvola, è proprio contro anti-stress, anti-tutto, quindi proprio una... E per te anche del tu, insomma. No, per me è uguale, cioè, si sta benissimo, per me intanto non è assolutamente drammatico il fatto dei 60 anni, tutt'altro, che proprio anzi, io ho cominciato a fare un sacco di cose proprio, quindi, e questa è una delle più belle, perché stai insieme alle persone, vedi, e il coro poi tra l'altro è veramente una cosa molto bella, perché lo stare insieme, lo stare ad ascoltarsi, il mettere la musica un pochino al centro delle cose, che ti favorisce tutto lo sviluppo, se vuoi parliamo da un punto di vista fisiologico, medico, tutte le endorfine, tutti quindi i fattori positivi. Ti aiuta poi anche con il cuore, perché lo riesci a sincronizzare. Anzi, ti cito perché ho letto l'altro giorno un articoletto dove diceva che in uno studio che hanno fatto nel Connecticut, mi pare, negli Stati Uniti, dicevano che questo il riferimento non lo so bene, però che negli villaggi dove esisteva un coro, diciamo, la vita è più allungata, ma percentualmente più allungata, più lunga, perché quindi si sta meglio, si vive la comunità probabilmente, è una comunità di accettazione, perché sì c'è il singolo che emerge, ma deve emergere all'interno di una coralità che è il coro, no? E quindi ognuno deve stare attento alle esigenze degli altri, aiutarsi, adeguarsi, cominciare a vivere insieme. Che poi, se vogliamo approfondire, il coro è anche diverso dall'orchestra, quindi è più un discorso fra pari che si instaura. L'orchestra c'è già qualcosa di... Sì, c'è qualcosa di diverso, però quello che è importante poi c'è sempre chi in qualche modo dirige, come il direttore dirige l'orchestra, c'è sempre quindi il leader che cerca un attimo di coordinare e quindi di trarre benefici da una parte. E la coesione, sì. Ma poi è anche l'accettazione degli errori. Ecco, una cosa che dopo i 60 anni uno comincia a capire, proprio, questo te lo posso assicurare, è come uno poi accetta anche con più tranquillità il fare la brutta figura. Mentre prima la vivi a volte male, la brutta figura, invece accetti accetti il corpo, ma accetti anche gli errori dello spirito o gli errori delle parole, di quello che parli. E quindi questo diventa... Tra l'altro poi, Ariella, ecco, adesso in conclusione, credo che queste poi siano le testimonianze... Cos'è? Leggi? Ma come no, Mike no, Bongiorno non leggo niente, cose mie. Lei ha gli appunti. Cose mie. Devo dire, queste sono anche le soddisfazioni, cioè creare una comunità, come posso dire, allegra, diciamo, allegra forse il termine... direbbero. Sì, credo che questo sia la più grossa soddisfazione per tutti noi, di aver creato una comunità. Credo che questo sia la cosa sia proprio quello, più grossa. Sì. Allora, in questi mesi, chi volesse conoscere meglio
l'associazione cosa fa a disposizione Ma il intanto sito? va sul sito Lunga Vita Attiva, poi ci piacerebbe tanto che andassero su Facebook, cercassero la pagina Lunga Vita Attiva, siamo oltre 900, vogliamo arrivare a 1000. Dobbiamo arrivare a 1000. 1000 già iscritti alla pagina Facebook. Ma no, Sì, no, come follower. Come, sì, come fa? Sì. Allora, Io per queste cose sono negatissimo. così vi teniamo aggiornati e poi a settembre siete pronti per C'è il nuovo anno. entrare nel gruppo. Ci si può comunque nel gruppo iscrivere di anche nuovo. d'estate o per iscriversi bisogna No, aspettare? le iscrizioni partono Col nuovo, a settembre. col nuovo. Sì. Allora noi ci vedremo prima del 24 agosto sicuramente, perché Certamente. così ci racconterai anche cos'è sta storia dell'Unione, insomma, questo Europea, il lancio europeo. europeo. Ho capito europeo. che si tratta di questo e poi dopo continueremo ad occuparcene. Insomma. Grazie. Allora ad Ariella Ciuc, che dell'Associazione Lunga Vita Attiva è presidente. Ada. Certo. Grazie a Vittorino Milan e ad Antonio Cinquepalmi per essere stati con noi. Buon divertimento, perché insomma alla fine buon lavoro e buon divertimento. Noi ci vediamo domani, come sempre alle ore 18 con un'altra puntata di Trieste in diretta. Grazie a tutti e buon proseguimento.